Sì, buongiorno. Scusate. È duro, eh? Sì, tasi. Avendo 20 kg di sovrappeso, diciamo, mi riesce non sempre facile muovermi. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo convegno sull'ecosostenibilità in gelateria. L'AMIC ha iniziato l'anno scorso un percorso green, un percorso che tende a unire la filiera del gelato, tende a unire il comparto del gelato con un discorso di ecosostenibilità. Siamo convinti che questo problema riguarda tutti noi, tutto il mondo è colpito appunto da questo problema e va risolto in maniera globale, perché tutti noi dobbiamo dare quel poco che possiamo finché il pianeta abbia una continuità. Detto questo, noi abbiamo il piacere di coinvolgere le ditte che espongono AMIC che potranno avere la possibilità di presentare i prodotti ecosostenibili e che vanno dalle basse emissioni di CO2, che vanno dal risparmio di acqua, che vanno dal risparmio di energia, che è un altro tema forte del momento, perché l'energia sappiamo che è un po' il nostro mal di pancia del momento. Quindi capire come le nuove macchine, capire come i nuovi prodotti possano essere inseriti nel discorso dell'ecosostenibilità, che sicuramente nessuno di noi, ripeto, potrà trascurare, perché sarà il bambino che dice ma mamma, in quella gelateria come siamo messi, usano plastica, usano anche il monouso stesso. Voi sapete che in Germania da un altro anno ci sarà si dovrà dare la possibilità al cliente di accedere a dei contenitori riutilizzabili, quindi già il riciclo, già lo smaltimento dei rifiuti si sta un po' dirigendo verso questa strada, cioè il riutilizzo delle materie prime. Quindi il bambino stesso sarà quello che farà presente alla mamma le gelaterie dove si fa un discorso ecosostenibile, che va sicuramente fatto, ma va soprattutto comunicato. Anche il dire al cliente finale che il mio laboratorio è attrezzato con macchinari ecosostenibili fa parte di questo discorso, perché il consumatore, essendo sempre più attento a questa tematica, deve appunto avere la possibilità di capire se la gelateria fa un discorso ecosostenibile a 360 gradi. Anche la provenienza dei prodotti che magari in fase di lavorazione sono stati fatti con macchinari a basso impatto ambientale, magari con delle energie alternative come potrebbe essere il fotovoltaico, interessa molto al consumatore per appunto decidere quale sarà la gelateria dove acquisterà il prodotto. Quindi lascio la parola a Claudio Canova che vi presenterà il convegno di oggi. Grazie, Dai.